Bella raga, ciao a tutti dal comandone veneziano, fioi, siamo agli ottavi, dobbiamo mettere i 10 minuti e andare a portare a casa i quarti, ce la possiamo fare ragazzi, intanto, avete consigliato anche voi, cioè diciamo io nella realtà lo conosco e so che è fortissimo il Tommy, però sì, come velocità cioè meno veloce rispetto ad altri. Cioè per esempio, sì, però, sì, dai, in realtà non possiamo pensare che la velocità, qua a sto punto proviamo Tierney, non possiamo pensare che la velocità sia tutto, mamma, abbiamo una squadra stra fuori forma però, Anche, no, beh, anche Armstrong ce lo giochiamo nella ripresa a sto punto. Non è... Sì, per trequartista ma fa 68 però. Oltre rischiamola, in caso nella ripresa, anche, no, beh, che difensore, 75 non è male, però 68, ma troppo più lento. Vabbè, un po' di cambi, vediamo, insomma, Armstrong ce lo giochiamo nella ripresa a sto punto. Perché comunque con una forma così dopo il primo tempo crolla e magari la sua velocità ci può aiutare, insomma. Siamo a San Siro, però direi di partire perché c'è tensione. Il modulo non lo cambio, raga, perché non voglio scombussolare tutto, sinceramente. Non posso permettermi, ma ecco sì, con Andorra potevo anche fare le due punte. Adesso calma, ragazzi. Fra un paio d'ore dense di emozioni e con i nervi a fior di pelle, sapremo chi dovrà andare a casa e conosceremo anche il nome della nazionale che invece potrà già cominciare a immaginarsi, a Dobbiamo sognare fare con affidamento l'ambizione sulla di buona vincere difesa e un comunque ci ha mondiale aiutato per molto nelle ricordarlo, prime ma tenersi partite. già con le mani sulla colpa. La scala del calcio è uno dei Vai il palcoscenici Tommy, più potenti peccato. di questo splendido gioco. Giuseppe Meazza di Vai Martino. Kieran, no, ecco, già se l'ha perso, gioca a destra non è il suo ruolo, però è troppo fuori forma il terzi. Se fallo, una dubbi l'arbitro. Oh, cominciamo. L'arbitro è stato chiaro. Questa è Si l'ultima comincia, opportunità, o ragazzi. la smette o si becca il cartellino. Dovrà fare molta attenzione d'ora in poi. Colpisce di testa. Bella lezione, anche se quando si Beh, vede già a così leggere poco Forza tempo Inter, la diventa partita difficile non comincia capire sotto buoni dove auspici, vogliono andare. James Forrest. Iniziativa promettente, ma gli avversari Non hanno un fatto inizio buona gara. esaltante per il momento. Bravo Tierney. Bravo Qui può Kirian. partire Ok, contropiede. Burke. E Tierney si invola. Non No, riesce a purtroppo tenere no. il possesso. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse E situazioni. Forrest la Sei stato recupera. veramente bravo e hai E evitato Forrest la molti errori. perde. Mamma mia, che casino di partita questo inizio. Ci mette il fisico e con questo il Bravo pallone. Kirian. Prova a Gioca per buttarla fallo su diretto. per lo scatto, ma Non sappiamo che il sbaglia nostro mai attaccante questa è un'azione rischiosa. non è proprio il Usain Gioca il Bolt. pallone a sinistra. Però siamo granitici in difesa per il momento. Opportunità di ripartire. Mamma Cerca mia, di che passare in scandalo di profondità. uomo, ragazzi. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Allarga il gioco a destra. Ha la possibilità di andare verso la porta. Forrest. Buono, vai Kirian. Spazio sulla fascia. Palla verso il centro dell'area. Tira, tira! Cerca la rete. Regalata, regalata. Giocata senza troppo Prima pericolo. occasione per la Scozia, però. Fraser sul pallone. Fraser, numero di Fraser, peccato. Vai che Fraser però la può recuperare. Sulla destra. Dai, siamo un po' in ripresa però. Per il momento non è la partita Costa d'Avorio-Belgio, che è stata veramente una delle più belle partite del canale, della James storia. Forrest. Lungo passaggio in avanti. Niente, i filtranti non posso farli con quell'attaccante. Però è una squadra fisica, guarda come lottano, guarda come lottano. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Non impensierisce la difesa. No, Tommy, no, no, Burke, scusate. Sì, Burke, poretto, fa quel che può. Ottima pressione la sua. Palla recuperata.
passaggio profondo. Non c'è nessuno dei nostri, eccolo qua Fraser. Calma no, Fraser. Buono, bellissimo, vai Tommy, vai Tommy. Ottimo, senza E le gol! E grazie anche a voi, e grazie anche a voi. Grandissimo il Tommy. Il McTomic. Grande Tommy. Bel passaggio comunque. Portiere diciamo, ma è rimasto in porta. Ma chi se ne frega, 1-0. cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Il primo gol messo a segno sembra averli davvero motivati, Fabio. Vai Gregorio. E conquista il pallone. Grazie ragazzi, anche a voi veramente. Costringe l'avversario al fallo. Il talentino del Man Red. 1-0, però dopo il Belgio è chiaro che fino al 10-0 non sono tranquillo. La difesa avversaria non ha concesso neanche uno spiraglio. Vai McBarney. Cerca il passaggio filtrato. No, Cerca lo spunto. no, no. Raggio al tiro. Fuori, bisillabo di felicità. Diverse occasioni da gol. Sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, McBarney dai, almeno le sponde, cacchio. Niente. Mamma mia che scandalo di uomo. Partita di una collosità unica. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Ecco il cross. No! Poteva essere un gran pallone. Bravo Forrest. Deve solo un centimetro. Vai Tommy. Il giocatore del canale ormai, eh? Bel pallone. Può cercare il taglio in mezzo. C'è il cross. C'è il colpo di testa. Mamma mia. la Scozia deve dimostrare maggiore attenzione. In quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Tensione altissima ragazzi. Robertson di forza. Arbitro che fischia la fine della prima frazione. Ok, allora vediamo cosa fare. Per il momento aspettiamo. Per il momento decide il gol della stellina scozzese McTominay. Vai. Ecco il fischio dell'arbitro. Inizia il secondo tempo. Mi sto cagando addosso ragazzi, ve lo dico perché voglio dare i quarti. Sta decidendo il match. Bello Robertson. Dunque, rimessa laterale. Vai raga. Voglio la doppietta del Tommy così ragazzi veramente il canale festeggia per 10 ore. Una rimessa laterale. Provano a ripartire da dietro. Con la Scozia comincia ad avere dei bei giocatori comunque. La mette sulla sinistra. Occhio. Vediamo se può capitalizzare. Purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. Occhio raga, eccola là, ecco la cagata. Ecco il tiro. Ecco la cagata. Doveva arrivare ed è arrivata, incredibile, un gol proprio a freddo così. Partenza schifosa, dopo un primo tempo sontuoso, bene, molto bene. Se sbaglia un passaggio Gol dal Kosovo, fiori. può costare molto caro. Si riparte. Vai, Burke. Di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Dai, voglio un gol a centrocampo, quasi, come quello contro il City, per il Tommy, dai. Giocatore del canale ormai ufficiale in ogni caso. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Allora, gol a freddo così, proprio mi ha scoglionato da morire, scusate il termine, ma veramente, perché cioè, su un errore così banale.
calci profondi. Sicuramente. Tierney, io non c'ho... vogliono Vai concedere Kylian, bravissimo Kylian, anche in un ruolo non suo. Se sbagliano l'uscita la possono pagare cara. Così prendono le misure anche a possibili inserimenti dei centrocampisti. Vai Fraser. Attenzione Burke. Riceve la palla. Bravo. Vai Robertson. È in posizione per il cross. Passaggio No, in calcio non volevo darlo, però volevo darlo. Vabbè. Va bene, va sto zitto perché ho capito l'andazzo, dai. C'è la palla lunga in avanti. Pallone No, di là, era per sotto. No, vabbè, ma dai. No, non se prendo gol così me ne vado. Se prendo gol così me ne vado. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Bravissimo Toby. Il Toby c'è. La passa perfetta per Forrest. Vai Gamp. Ottima giocata. Burke. Può segnare. Lento Burke, adesso devono fare i cambi. Ecco che ripartono. Poi Aspetta, prendo palla e faccio i cambi che sennò rischio di prendere anche gol. Adesso abbiamo il Jolly, Armstrong. Anche Fraser è distrutto. Mamma mia. Va a mettere Russell. Vai Tierney, vai bellissimo, ancora per Forrest. Sgroppata di Forrestino. Sgroppata di Forrestino. Burke! la sua conclusione manca lo scontro della porta. Chissà cosa ci passa ora per la testa. Non ci credo, Burke sbaglia un gol, fa niente, c'è la maledizione. Adesso no, adesso rischiamo anche di prenderlo. Dai che il Kosovo sembra stanco, ma noi sbagliamo un passaggio semplice. La mette in avanti. McDominay cerca l'affondo, palla al piede. James Forrest riceve il pallone scorre, sanzionato da Bellissimo! Miracolo! Poi dice McTominay, ma non è avanza la nazione. McTominay. Dico una stronzata, ma... Ma doveva mettere Le opportunità non caratterizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Vabbè, che si pronuncia come si pronuncia. Sempre un big, provano a partire in velocità. Cerca l'uomo là davanti. Grande intensità Male. anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Robertson con un intercetto. L'atteggiamento offensivo e la ricerca Attenzione, attenzione. ora devono avere solo fortuna. Lungo passaggio in avanti. Scusate, sono tesissimo, ragazzi. Forrest, ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Vai Armstrong, Forrest. Posizione. James Mettila in me! Forrest con Cosa ha provato Russell? conclusione. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Ancora Armstrong, è entrato bene Armstrong. Bellissimo per Forrest. Forrest. La pin... No! 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 Già annunciato. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Bell'anticipo, vengono sventato. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare la distanza. Si è capito Che come- sofferenza. Ecco un'occasione di contropiede. Tentativo di allungare il gioco. Ho bisogno della bordata di fuori del Tommy, cazzo. Supplementare. Finisce anche il secondo tempo. Situazione che rimane in equilibrio. Andiamo supplementari. Vai raga, secondo tempo. Supplementari. Tanto qua mi chiamano sempre nei momenti più belli. Vai Mac! Palla filtrante. Vai Persino un Mac! pallone interessante. Vai Mac! Passaggio sulla destra. Forrest. Lo mette in mezzo. Poi Di testa! Uah! ha sprecato per la verità una grande opportunità. Allora, scusate Ivanesi. Siamo... non abbiamo alternative ragazzi. No, ancora i rigori, però ti prego, no, ancora i rigori.
Si fa No. trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Fischio del direttore. Ammonito anche? Yellow card? Yellow card? Yellow card? C'è la palla lunga in avanti. Buona deviazione del portiere. Il portiere la prende, già qualcosa. James Forrest. La gioca sulla Ok, destra. vai, nuovo entrato. Attenzione per il contropiede. C'è un bel pallone. Ti prego, non è possibile. Quando conta non la prende mai, cioè, è pazzesco. Con il suo suggerimento in profondità. Russell, Intenzione del passaggio. McGregor, Non l'ha calibrato bene. errore Agli niente, avversari dai. non è stato difficile fermare la Oh, cioè, è pazzesco, nei supplementari non si può segnare. Cioè. Robertson. Vai Russell, smentiscimi su... beh, se ti semi dal rigore. Forrest. Ti prego! È nostra! No! Una munizione che non sorprende per l'Italia. No, dai, si chiama Costa d'Avorio, McGregor. Occasione, perché il primo tempo sta per finire. Un po' sbagliato, ma va bene, Tierney. Ti prego, ma perché di là? Ma perché di là? Stiamo dominando sui supplementari come sempre. Partita che stiamo meritando. Un tiro hanno fatto. Un tiro. E siamo in parità. Non ne va bene una, raga. Un tiro. L'azione già in corso. La perdiamo ovviamente. È stato un Perché incontro senza esclusione di colpi finora. mancherebbe anche altro che facciamo l'azione al calcio d'inizio. Devono farla loro. C'è l'opportunità per il È molto portiere. sbilanciata comunque il Kosovo. Armstrong. Passaggio. E il Kosovo automaticamente hanno Baresi e Maldini in difesa. Cioè, vabbè. fondamentale. Era in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto. Dai che sono sbregati. Possibilità pronto al tiro. Silenzio. Patterson. Silenzio, non voglio dire nulla. La Scozia effettua Portiere del Kosovo scandaloso comunque. simile a trasformare una palla Non esce. in un gol. E passano in vantaggio. Prego ragazzi. Questo gol ha dimostrato ancora No. una volta la determinazione e la continuità No. che li hanno portati Sì! Non è possibile, appena che segnano devono subito segnare, oh. Non è possibile. Non è possibile. Sceglie di battere gol. Un intervento impeccabile. Grande prova di forza. No! Pallone in aria. Ho segnato, adesso attaccano loro, incredibile. Cioè, perché ci sta, però è veramente scandaloso. Ho dominato io tutta la partita, adesso devo soffrire. A 5 devo prendere palla e tenerla. E sarà finita. Devono cercare Dai raga che il sogno è vicino, andiamo avanti. Però sono tutti avanti, vai Robertson. Non perdiamola. Robertson, ma ne mancano 3. Un passaggio dalle retrovie. Ne mancano 3. Mancano 2. McGregor. Vai Scott. Prova Scott. Dominai, peccato. Però è finita. Siamo ai quarti. Grazie anche a voi ragazzi. Al Tommy e a Patterson. Voliamo ai quarti. Sofferenza Non è stata una indescrivibile. partita facile. In alcuni momenti hanno anche corso dei rischi, ma sono rimasti concentrati e hanno ottenuto. Andiamo a vedere il tabellone, siamo ancora vivi Beppe, siamo ancora vivi. Allora adesso abbiamo la Colombia, quindi Scozia, Colombia, dall'altra parte Croazia, Algeria e poi c'è Turchia, Brasile e Belgio, Finlandia. Sarebbe bello una rivincita con la Finlandia in finale, ma manca ancora troppo. Buono raga, un saluto dal comandone veneziano. La tensione è altissima. Ciao!